in collaborazione con Puntata di primavera, possiamo dire un po' anticipata, però ci leghiamo alle tradizioni contadine. Una su tutte, il lume a marzo, questi falò che nelle campagne si accendevano, ma grazie a Dio si accendono ancora attraverso l'attività di questa associazione, il lavoro dei contadini, e noi siamo venuti a testimoniarlo qui alla tenuta Nasano in quel di Riolo Terme, e quindi sta per iniziare il falò, antico rito propiziatorio. Cercheremo poi di capire quali saranno gli auspici che arrivano. Poi parleremo anche di mimosa l'8 marzo, ma perché questo fiore è diventato il simbolo della donna, e infine l'oro verde, le proprietà dell'olio extravergine di oliva, alimento cardine della dieta mediterranea. Uno stesso vitigno che però porta bicchieri diversi con sapori e profumi assolutamente differenti. Bene, è questo un progetto su cui si fonda la valorizzazione del Sangiovese. Siamo in Terre di Romagna, parleremo di questo. Un progetto che si è sviluppato in 3 areali appunto del territorio riminese. Siete curiosi di sapere quali sono i prodotti e i piatti su questa bella tavola, in questa cucina con questo bel camino? Aspettate ancora un po', perché poi ve li racconteremo ad uno, perché intanto invece vi raccontiamo le proprietà di un prodotto che distingue l'Italia nel mondo. Stiamo parlando dell'olio extravergine di oliva, un vero elisir di salute, perché ha un effetto benefico su tutto l'organismo, e quindi in questo servizio di Barbara Pacnazar scopriamo tutte le sue grandi proprietà nutritive e anche come possiamo utilizzarlo al meglio in cucina. In Italia la coltivazione dell'ulivo caratterizza da millenni il paesaggio e attraverso oltre 500 varietà racconta i territori, la storia e le tradizioni del nostro paese, esprimendo profumi e sapori diversi e particolari. L'ulivo rappresenta anche una risorsa importante contro il rischio di dissesto idrogeologico e, scegliendo le produzioni certificate DOP, IGP e Bio, il prodotto è garantito sotto ogni suo punto di vista, qualitativo, nutrizionale, organolettico, e in particolare nel caso del bio si favorisce un modello di produzione sostenibile. Le proprietà dell'olio extravergine di oliva sono note sin da tempi antichissimi, da Omero che lo definì oro liquido ad Ippocrate che lo elevò a grande guaritore. Le sue spiccate qualità nutrizionali sono state accertate da tantissimi studi e oggi questo alimento, considerato la migliore fonte di grassi per l'uomo, è uno dei capisaldi della dieta mediterranea. La sua peculiarità è quella di essere un alimento funzionale, in grado di dare un prezioso contributo al mantenimento della salute e alla prevenzione delle malattie. Le sostanze contenute in quello che consumiamo, che mangiamo, possono inibire o attivare i processi di malattia. Queste sostanze si dicono funzionali, ecco perché esistono gli alimenti funzionali, e gli alimenti funzionali sono quelli dalle riconosciute proprietà salutistiche. In questo l'olio extravergine d'oliva di qualità è l'emblema degli alimenti funzionali, in quanto è capace di costruire il progetto ormonale ad ogni pasto come alimento sinergico a tutti gli altri, a tutte le componenti del pasto che consumiamo, e in base ai processi e ai procedimenti di cottura cambia la sua azione, più o meno funzionale a diversi organi. Per costruire il concerto funzionale dei nostri organi abbiamo sempre bisogno dell'oro verde. L'olio extravergine contiene almeno 230 composti funzionali, quasi il 2-3% del peso secco dell'olio. Ovviamente deve essere olio extravergine di qualità, perché solo la qualità dell'olio extravergine rende possibile di trovare nell'olio che consumiamo una grande quantità di questi composti che fanno bene alla nostra salute.
L'olio extravergine di oliva vanta anche potenzialità cosmetiche e i suoi effetti benefici sull'organismo sono innumerevoli e riguardano tantissime funzioni fisiologiche, dal sistema immunitario a quello cardiovascolare. Rallenta l'invecchiamento ma fa bene anche ai più piccoli ed è un vero elisir di salute per tutte le età. Potremmo immaginare un decalogo dell'olio extravergine d'oliva, proprio per queste proprietà che consentono di guadagnare salute. L'olio extravergine è un lenitivo per le mucose intestinali e gastriche, contiene oleocantale. In presenza di gastrite possiamo prendere un cucchiaino di olio extravergine di alta qualità, e ripeto di alta qualità perché non vi invito a fare l'esperimento di prendere un olio che non è buono, altrimenti l'oleocantale, non essendo presente in oli di bassa qualità, non potrebbe svolgere l'effetto lenitivo gastrico, intestinale, sulle mucose dell'esofago, che invece possiamo aspettarci dopo l'assunzione di una piccola quantità di olio. L'olio extravergine è utile per l'intestino lento, per la costipazione, insomma è lassativo e quindi per questo ha un effetto detossicante. Riesce a migliorare il microbiota intestinale e quindi è correlato direttamente al nostro sistema immunitario, migliorandone tutta la sua funzione, perché il microbiota intestinale, i batteri buoni presenti nel nostro intestino, sono la prima linea per le nostre difese. L'olio extravergine d'oliva ha anche un effetto anticancro grazie a delle sostanze contenute tipo i lignani, i sequiridoidi, ma soprattutto il tirosolo e l'idrossitirosolo. Svolgono un'attività di protezione, la prima linea anticancro, è molto utile per tutto l'apparato cardiovascolare. L'oleuropeina ha un'azione vasodilatante, quindi è utile per prevenire l'ipertensione arteriosa. È anche molto importante nel controllo del colesterolo plasmatico perché aumenta il colesterolo buono HDL e riduce quello cattivo LDL anche grazie ai sequiridoidi, ai sitosteroli soprattutto, perché sono in grado questi di ridurre l'assorbimento. E poi è molto importante per le ossa perché grazie all'olio extravergine d'oliva che aggiungiamo ai nostri piatti riusciamo ad assumere la vitamina D. La vitamina D, che viene assorbita dal nostro organismo, serve per l'assorbimento a sua volta del calcio e di altre vitamine sinergiche alla salute dell'osso. Contiene anche clorofilla e vitamina E nella forma dell'alfa-tocoferolo, che sono essenziali per la pelle e l'elasticità cutanea proprio perché sono antiossidanti e servono anche a proteggere l'elastina che, come sappiamo, ahimè si consuma e non si forma più. È molto utile per il sistema nervoso centrale. Ecco, si dice che riesca a migliorare la formazione di neurotrofine, ma soprattutto perché protegge il sistema nervoso da malattie neurodegenerative, una tra tutte l'Alzheimer. È essenziale nell'alimentazione dei bambini, nello svezzamento e non ultimo l'olio extravergine d'oliva mantiene la giovinezza non solo cutanea ma di tutto il nostro organismo, ma soprattutto ci mantiene in linea perché è in grado di ridurre l'effetto dell'insulina, che è un ormone che a me ci fa solo ingrassare ed infiammare. L'olio extravergine può avere in sé, utilizzato in modo strategico, un effetto anti-insulina. In cucina l'olio extravergine di oliva è estremamente versatile ed è indicato sia crudo che nella cottura. Sono ben noti gli effetti funzionali e benefici dell'impiego dell'olio extravergine d'oliva a crudo, ma anche in cottura è la miglior scelta per la nostra salute, perché l'olio extravergine d'oliva proprio in cottura, quando è di qualità, dà il meglio per proteggere gli alimenti che stiamo preparando e per proteggere la nostra salute. La prima attenzione è quella di scegliere un olio extravergine di qualità. Una volta aggiunto l'olio extravergine alla padella e lasciato riscaldare si possono aggiungere gli alimenti. In questo modo si conservano molte proprietà dell'alimento che altrimenti con la bollitura o con il vapore anche andrebbero perduti. E invece in questo modo una cottura rapida, piccoli pezzetti in padella, riesce a conservare al meglio le proprietà dell'alimento, le sostanze benefiche e a renderle più assorbibili al nostro organismo. Aggiungiamo l'effetto detossicante epatico, l'effetto digestivo perché è in grado di attivare anche la funzione pancreatica. In questo modo si realizza una sinergia perfetta tra i benefici che il nostro organismo trae dagli alimenti che consumiamo e i processi digestivi. Quanti di noi fanno esperienza di consumare ad esempio delle crucifere come i broccoli e di avere meteorismo, gonfiore addominale? Sbagliamo
la modalità di preparazione. Riduciamoli in piccole parti, cuociamoli nell'olio caldo e in questo modo potremmo scoprire come il nostro organismo ben li accetta, miglioriamo, riduciamo, facciamo addirittura sparire il meteorismo addominale e stiamo consumando appunto un pasto ricco di polifenoli, ad esempio antitumorali, che contengono i broccoli e in sinergia con l'olio extravergine li assorbiremo meglio. Anche in frittura, dove appunto l'olio si surriscalda, arriva a 170 gradi, è un olio extravergine di qualità da preferire agli oli di semi, dove non conosciamo mai fino in fondo i processi di estrazione e la provenienza. Dell'olio extravergine sappiamo invece che è ricco di polifenoli, che conservano l'alimento durante la cottura ad alte temperature e che proteggono il grasso, i monoinsaturi, dall'ossidazione, essendo poi gli acidi grassi monoinsaturi, che è la prevalenza dell'olio extravergine, i migliori da utilizzare appunto ad alte temperature. E soprattutto ricordiamoci che è importante come associamo gli alimenti, quindi a una buona frittura realizzata in olio extravergine di qualità, non bruciacchiata, associamo sempre un piatto di verdure crude per migliorare anche le funzioni renali, che sempre sono correlate direttamente a quelle epatiche, soprattutto dopo una viva attivazione che proviene da una buona frittura. Come usarlo? Lo usiamo più volte al giorno per questo motivo, dalla colazione, dove lo possiamo usare su una bruschetta, oppure per condire un uovo al tegamino per quelli che amano le proteine, o ancora possiamo aggiungerlo sempre al pane olio, magari ad altri alimenti, a delle olive, o addirittura proporre un patè d'oliva a colazione. All'avocado, che tanto è di moda e che è un alimento mediterraneo, possiamo aggiungere l'oro verde dell'extravergine, e se aggiungiamo all'olio extravergine degli aromi come le spezie o gli aromi tipici della macchia mediterranea come la salvia, il rosmarino, il timo, potenzia l'assorbimento dei polifenoli in essi contenuti e ne fa proprio una pillola di salute. Ecco perché possiamo sempre aggiungerlo in modo generoso, con rispetto alle nostre pietanze, per esempio a un piatto di carne a cui aggiungiamo del timo, a del pesce, all'uovo che abbiamo citato, alla pasta, al riso. Aggiungere l'olio extravergine a crudo in cottura in base alla nostra ricetta e alle esigenze diventa un modo per arricchire i nostri piatti. Alcuni polifenoli dalle proprietà antitumorali si assorbono soltanto quelli contenuti negli alimenti se aggiungiamo l'olio extravergine d'oliva. È anche risaputo che alcune sostanze come le vitamine contenute negli alimenti solo e soltanto se è presente nel pasto dell'olio extravergine vengono assorbite, e la disponibilità di queste sostanze è alla base dell'effetto salutistico che noi possiamo chiedere e sperare di ottenere quando consumiamo un pasto ricco di sostanze benefiche per la nostra salute. Quindi per guadagnare salute bisogna porre attenzione a come associamo gli alimenti e alle sinergie degli alimenti, e poi anche a come le prepariamo e le cuciniamo. Per esempio le carote, se cucinate in padella con dell'olio extravergine, il pomodoro, se cucinato in padella con dell'olio extravergine, è in grado di fornirci, in questo caso carotenoidi o appunto sostanze come il licopene dall'azione antitumorale, solo e soltanto se associate a dei grassi sani e buoni come quello degli oli extravergine di alta qualità. Bene, abbiamo scoperto tutto sull'olio, ma tra un po' con Lea Gardi scopriremo invece tutti i segreti della sfoglia tirata a mano, ma anche tutti i segreti di queste ricette semplici, genuine, però particolari. Ma adesso facciamo una piccola pausa, la linea passa a Claudio con A Cielo Aperto e noi vi aspettiamo in finale di puntata, anche perché sta calando il sole e si stanno cominciando ad accendere arbusti e potature per il falò lume a marzo.